pomeriggio alle pendici del Monceniso, la splendida cornice di Pinerolo ospita la 10ª edizione del concorso ippico internazionale, un concorso che è cresciuto e che vuole crescere ancora. Questo per volontà di chi organizza e nella speranza di chi vi prende parte. Il presidente di giuria Cesare Croce. Direi che per me è stata una sorpresa molto piacevole, soprattutto perché l'organizzazione è veramente valida. Il terreno di gara buono, tutto molto comodo, scuderie e infrastrutture. In più direi che il pubblico è presente in modo stranamente copioso. La prima manche è tutto un percorso molto tecnico, un percorso dove si ha alternato larghi, dritti, verticali, tutti di una certa consistenza. E da notare che tutti i larghi sono tutti a barriere pari, meno uno è la riviera che non può essere con le barriere, e poi l'ostacolo rustico, siccome è molto vicino al pubblico, allora ho ottenuto un po' più invitante. E gli altri sono tutti carré, come si usa dire, cioè squadrati perfettamente. Quindi è un percorso molto tecnico e molto valido, e chi esce fuori con 2 netti di qua vuol dire che ha montato bene. Altrettanto tecnico, altrettanto valido anche il percorso della seconda manche, un percorso che si sviluppa su 9 ostacoli per 10 elementi. In particolare, rispetto alla prima manche, i concorrenti dovranno effettuare i seguenti ostacoli. Ostacolo numero 2, 3, 4A e B, 5, 6, 7, 12, 13 e 14. 11 concorrenti si sono qualificati per questa seconda manche. Noi vediamo Philippe Leoni, monta Ami Dodoville, francese, primo concorrente dei 6 che hanno totalizzato 0 punti di penalità. Dicevamo 11 i concorrenti che si sono qualificati per questa seconda manche, cioè a dire il 25% dei concorrenti in gara. Erano 41 i binomi iscritti. Per quanto riguarda l'Italia, ci sono buone speranze di vittoria. Infatti Alessia Marioni, Emilio Puricelli, Loris Pogliatti e Filippo Moyerson, tutti e 4 sono ancora a quota 0. Mentre sta per terminare la prova di Philippe Leoni, ecco la triplice, l'ultimo ostacolo, il verticale. Diciamo anche che gli italiani si sono ben comportati, soprattutto con Filippo Moyerson, nel corso della 3 giorni della 10ª edizione del concorso ippico internazionale Città di Pinerolo. Fino all'anno scorso un CSA, cioè un concorso ad inviti, da quest'anno un CSI, un concorso internazionale in tutti i sensi. Ed ecco lo spagnolo Patricio Maldonado Maestre, monta Cartuiano Miss Fio, una femmina baia di 8 anni, 0 penalità. Anche per Patricio Maldonado Mestre, 0 penalità nella prima manche, mentre ricordiamo che si erano qualificati per la seconda manche ma con 4 penalità Wilfried Puck, Austria, che montava I Don't Know, Lorenz Schneider, Svizzera, su Lady Love, Nigel Coop, Gran Bretagna, Europe K, Benito Inges Rivero, Spagna, su Mila Mores, e Tina Stiller, Svizzera, su Quenelle de Chignac. Tanto vediamo subito l'ostacolo. Ecco, questi concorrenti avevano commesso un solo errore agli ostacoli, si sono qualificati per questa seconda manche. Ancora un errore per Patricio Maldonado Mestre. Ricordo che il percorso si sviluppa su una lunghezza di 420 metri, il tempo massimo è quindi 63 secondi, tempo limite 126 secondi. 4 penalità dunque per francese Philippe Leoni e 8, almeno fino a questo momento, le penalità per Patricio Maldonado Mestre, che termina la sua prova. Resta nel tempo ma commette 2 errori di troppo. Dopo Patricio Maldonado Mestre sarà la volta della nostra italiana, mentre un cagnolino è entrato in campo. Questo probabilmente è il padrone, macchina fotografica in mano, e non si riesce a prendere
Tanto inquadrato Raimondo Dinzeo che cerca di attirare l'attenzione del cagnolino che non ne vuole sapere di uscire. Eccolo, dopo questo show esce dalle transenne e si può ripartire con Alessia Marioni. Monta Experiment, un castrone sauro di nazionalità olandese. Anche per lei naturalmente percorso netto alla prima manche. Vediamo il percorso. Ostacolo numero 2, il primo ostacolo, verticale di barriere su muretto, 1,45. Ostacolo numero 3, il secondo, passaggio di sentiero sul cancello, 1,45, 1,45 per 1,60 m. Adesso la combinazione, ostacoli 4A e 4B, una gabbia di verticali, 1,45 m il primo elemento, 1,50 m il secondo. C'è errore intanto. Ostacolo numero 5, un passaggio di sentiero rustico, 1,45 m, 1,45 m, 1,70 m. Quindi c'è l'ostacolo numero 6, il muro, di 1,50 m, passato e superato bene. Ostacolo numero 7, passaggio di sentiero su muretto, lo sta affrontando adesso, 1,50 m, 1,50 m e 1,20 m. Quindi ostacolo numero 12, verticale di tavole e barriere. C'è errore anche qui, 1,50 m, quindi la triplice, 1,50 m per 1,90 m. E infine l'ostacolo numero 14, l'ultimo ostacolo del percorso, un verticale di barriere dell'altezza di 1,50 m. Termina quindi anche la prova di Alessia Marioni, montava Experiment, 2 errori agli ostacoli, 8 punti, quindi la classifica provvisoria, Philippe Léonie francese al comando con 4 penalità al totale, quindi lo spagnolo Patricio Maldonado Mestre e l'italiana Alessia Marioni, secondo posto ex aequo, 8 le penalità. E questo è Emilio Poricelli, sfortunato concorrente perché nel corso della prima giornata si è infortunato alla caviglia sinistra per una distorsione ai legamenti, ma stringendo i denti è riuscito a concludere questo concorso ippico nel migliore dei modi, e il Gran Premio è il degno riconoscimento per questo cavaliere che tanto bene ha fatto e tante soddisfazioni ha regalato ai colori italiani. Emilio Poricelli monta San Patrignano Deca. Vediamo dunque Emilio. Ricordo che nel corso della seconda manche è importante restare nel tempo, mentre per quanto riguarda l'eventuale barrage, attenzione, si salva, in questo caso fortunato San Patrignano Deca. Dicevamo per quanto riguarda il barrage, in quel caso allora si deve tenere d'occhio anche il cronometro. Bene anche qui Emilio, adesso affronta il muro, pulito, passaggio di sentiero superato molto bene, anche alto sull'ostacolo. Attenzione, gli ultimi 2 ostacoli per Poricelli, la triplice, benissimo, l'ultima difficoltà. E bravo Emilio Poricelli, primo percorso netto di questa seconda manche, quindi doppio 0 per Emilio Poricelli. E per San Patrignano Deca Emilio Poricelli è in testa alla classifica e si qualifica per l'eventuale barrage, ma ci sono ancora 2 concorrenti, gli ultimi 2. Loris Pugliatti, vediamo inquadrato di spalle, monta Premier, un castrone grigio, 15 anni di età. E poi sarà la volta di Filippo Moyerson, che ha vinto 2 categorie nella prima giornata. Monta il fido Loro Piana Duganò, il suo castrone grigio ormai grande, se vogliamo dire, 16 anni. Intanto subito errore per Pugliatti, peccato al primo ostacolo. Quindi resta sicuramente al comando Emilio Poricelli. Vediamo comunque e seguiamo ancora il percorso di Pugliatti. Anche un buon ritmo. Bene anche sul passaggio di sentiero. Bene anche sul verticale, quindi la triplice adesso affronta. E il verticale di barriere
Peccato per quell'unico errore commesso al primo ostacolo, quindi per Loris Pugliatti e Premier 4 le penalità totali. L'ultimo concorrente che potrebbe dare un dispiacere a Emilio Puricelli è Filippo Moyerson. Monta, lo ripetiamo, Loro Piana Duganò. Anche per Filippo Moyerson naturalmente 0 le penalità complessive nella prima manche. Comincia la prova di Filippo. Superato il verticale, adesso affronta il passaggio di sentiero sul cancello. Bene. Con questa girata a mano destra la gabbia di verticali. Ancora un passaggio di sentiero rustico, questa volta 1,70 m la larghezza. Il muro di 1,50 m, bene. Passaggio di sentiero su un muretto. Molto alto sull'ostacolo Filippo Moyerson e Loro Piana Duganò. Quindi il verticale di tavole e barriere, molto bene. Mancano 2 soli elementi, la triplice, superata in scioltezza, e il verticale, c'è barrage. Una pacca al cavallo, a Loro Piana Duganò, si va al barrage. Filippo Moyerson ed Emilio Puricelli, primo concorrente che prenderà il via in questo barrage sarà proprio Emilio Puricelli, che monterà a San Patrignano Deca. Lo vediamo inquadrato. Per favore mi ridite i numeri del barrage, perché vedo che c'è il 3 ancora aperto. Avete sentito, Emilio Puricelli ha chiesto alla giuria gli ostacoli da affrontare. Gli ostacoli sono il numero 2, verticale di barriere sul muretto di 1,45 m, quindi il numero 10, arginello su barriere di 1,50 m, ostacolo numero 11 che nella prima manche era una doppia gabbia, questa volta diventa una gabbia, ostacolo A, passaggio di sentiero 1,50 m, 1,50 m, 1,60 m, quindi ostacolo B un verticale di 1,60 m. L'ostacolo numero 12, verticale di tavole e barriere di 1,55 m, l'ostacolo numero 13, la triplice di 1,50 m per 1,90 m, e infine l'ostacolo numero 14, il verticale di barriere di 1,50 m. Lunghezza del percorso 260 metri, tempo massimo 39 secondi. Comincia la prova di Emilio Puricelli. C'è errore per Emilio sul primo elemento della gabbia, errore per Emilio Puricelli, 4 le penalità fino a questo momento. Ultimo ostacolo e c'è un altro errore, il folto pubblico si è siepato intorno al campo di gara, ha accompagnato questo secondo errore con un mormorio, e adesso bisognerà vedere cosa riuscirà a fare Filippo Moyerson, che monta Loro Piana Duganò. A questo punto conviene naturalmente controllare, non spingere sull'acceleratore, non importarsene del tempo e cercare invece di superare gli ostacoli nel migliore dei modi. Un'occhiata al percorso, la campanella, e può prendere il via la prova di Filippo Moyerson. - 16 anni, l'età di questo castrone grigio, fedele a Filippo Moyerson, molto pulito. E infatti mi sembra che il ritmo sia piuttosto blando, solo così può affrontare il percorso. In questo caso ha toccato l'ostacolo, ma l'ostacolo non è caduto, lo tocca anche qui ma lo supera indenne. Manca pochissimo
Ormai pochi ostacoli dividono Filippo Moyerson dalla vittoria. Gli ultimi 2 ostacoli, la triplice superata, resta il verticale. Molto bene, Filippo Moyerson vince il Gran Premio Città di Pinerolo. 3 netti per lui. Al secondo posto Emilio Puricelli su San Patrignano d'Eca. Il ringraziamento al pubblico, si toglie il cap. Dunque terminano qui le prove di questa 10ª edizione del concorso ippico internazionale Città di Pinerolo, una città che ha fatto dell'equitazione un cavallo di battaglia, una città che attraverso il presidente della federazione Mauro Checcoli cerca di tornare quella di un tempo attraverso una nuova scuola nazionale di equitazione. Sarà un qualche cosa di unico nel panorama nazionale, perché oggi, fino ad oggi, la preparazione delle figure professionali dell'equitazione venivano fatte ove era possibile. Ora ai Pratoni del Vivaro, nel centro federale, ora presso qualche circolo che aveva le strutture adatte. E questa sede dovrebbe essere proprio quella che accoglie l'università dell'equitazione, nel senso che ogni figura professionale legata all'equitazione, dai tecnici di scuderia agli istruttori, ai maniscalchi, ai veterinari specializzati, dovrebbero vedere almeno un periodo presso questa scuola. Primo classificato. Viene premiato il vincitore Filippo Moyerson sull'Oro Piana Duganò. Secondo posto, lo ricordiamo, Emilio Puricelli su San Patrignano d'Eca. Dunque con la vittoria di Filippo Moyerson finiscono le gare del 10° concorso ippico internazionale Città di Pinerolo. Noi ringraziamo Piervito Ciccolella per la sincronizzazione e restituiamo la linea allo studio. Grazie Fabretti, siamo in chiusura di trasmissione, qualche notizia. Allora cominciamo con